Benvenuto, è un grande piacere, un grande onore essere qui oggi. Mi sembra anche il posto adatto per iniziare con una menzione, una citazione di Napoleone, che come sapete aveva detto una volta che la prosperità di una nazione è intimamente connessa con il grado di sviluppo e di conoscenza delle matematiche. Questo si presterebbe a molte considerazioni circa il nostro paese oggi, considerazioni che non farò però perché volevo invece raccontarvi qualche cosa di quel che abbiamo imparato in questi ultimi anni sulla neurobiologia della conoscenza del numero, quindi su un aspetto particolare della matematica e naturalmente si tratta di conoscenze ancora molto primitive e provvisorie e soprattutto che hanno a che fare non tanto con il numero inteso nel suo aspetto simbolico, ma su qualche cosa che precede il numero. Io utilizzerò soprattutto il termine di numerosità anziché di numero per indicare quelle capacità preverbali, presimboliche, che sembrano però costituire l'ossatura, il fondamento della nostra comprensione del numero. Iniziamo con un esempio semplice per capire che cosa intendo, e cioè sono capaci gli altri animali, gli altri organismi di condurre delle semplici stime di valutazione delle quantità, cioè di distinguere di più e di meno. Ci sono molte prove che gli animali, gli altri animali, perché noi pure siamo naturalmente una specie animale, sono in grado di fare questo. E l'esempio che vi voglio proporre, non perché sia il più importante, ma perché è il genere di cose che facciamo nel mio laboratorio, è il seguente. Tutti voi conoscete, almeno per sentito dire, il fenomeno dell'imprinting filiale, quel fenomeno per cui il primo oggetto cospicuo che viene veduto subito dopo la schiusa dagli uccelli delle specie nidifughe precoci viene fissato come figura materna, come partner sociale in generale, e in condizioni normali questo oggetto naturalmente è la chioccia, ma in laboratorio funziona altrettanto bene. Se avete letto l'anello di Re Salomone vanno bene gli stivali di Konrad Lorenz, ma per esempio noi utilizziamo queste palline qui, che probabilmente qualcuno di voi riconosce. Non sono ricerche che richiedono una sovvenzione importante per quello che riguarda l'aspetto economico. E dopo una breve esposizione gli animali sviluppano un fortissimo attaccamento affettivo nei confronti di questo oggetto e lo possiamo sfruttare per chiederci se sanno stimare quantità. Per esempio, se io prendo un gruppo di pulcini, un campione di animali e li allevo con 2 palline e un altro lo allevo con 3 palline e poi conduco dei semplici test di scelta libera in cui gli animali sono collocati in una specie di lungo corridoio e alle opposte estremità del corridoio stanno i compagni in differente numerosità e vado a misurare con una telecamera posta sopra il tempo che viene speso vicino all'uno o vicino all'altro. E quello che osservo, poco sorprendentemente, è che in buona sostanza gli animali vanno dove ce n'è di più, e cioè allevati con un oggetto vanno da 3, allevati con 3 oggetti vanno da 3, il che è sensato dal punto di vista etologico. Stare dove ci sono più compagni offre maggiore protezione dai predatori e tra l'altro in questi animali in cui il controllo della dissipazione del calore è ancora modesto offre anche la possibilità di stare vicini, di stare al caldo. Però uno dice, vabbè, questo ha poco a che fare con i numeri, no? Perché sono stimoli che gli animali vedono lì e vedono direttamente la quantità. Proviamo a fare qualcosina di un po' più complicato, che è questo. Teniamo l'animale confinato in un qualche tipo di scatoletta trasparente in maniera tale che possa vedere che uno dopo l'altro scompaiono, per esempio 1, 2, 3 in sequenza, compagni, oggetti di imprinting dietro uno schermo e dall'altra parte 1, 2, una numerosità diversa, oggetti di imprinting, e facciamo in maniera naturalmente che il tempo complessivo per effettuare la scomparsa sia bilanciato e controllato nelle 2 condizioni. A questo punto nulla è più visibile, il giudizio deve essere basato sulla memoria e si tratta di vedere se gli animali sono capaci di andare e di ricordarsi, dopo questa semplice addizione, dove ce n'è di più. Vi faccio vedere un esempio, tanto per capire come funzionano le cose, di questo tipo di addizione. All'inizio a velocità normale, poi la acceleriamo per far prima. Quindi
una mamma è scomparsa lì dietro, e poi una seconda e una terza, e poi dall'altra parte una e una due. E poi sei libero di andare a cercare. E voilà. Non siamo ancora tanto contenti, no? Perché uno dice, sì, ma non è numero. Potrebbero semplicemente aver valutato, come dire, la quantità complessiva di materia che c'è lì, per esempio, in termini un po' più sofisticati, quanta area, quanto volume o quanto perimetro, per esempio. Però noi siamo scienziati e queste cose le possiamo controllare. Siccome è più facile fare i conti con oggetti bidimensionali anziché con oggetti tridimensionali solidi, possiamo sottoporre ad imprinting i pulcini, come vedete lì sulla sinistra, usando dei semplici cartoncini colorati, e poi possiamo fare in modo, per esempio, che 2 oggetti e 3 oggetti abbiano esattamente la stessa area, oppure abbiano lo stesso perimetro, e l'idea è quella di controllare se in questo caso l'animale va a caso, perché risponde alla quantità di area superficiale, oppure se utilizza ancora il numero. E la risposta è che effettivamente utilizza ancora il numero, e questo è stato documentato in una varietà di specie diverse, per esempio in animali che posseggono un numero di neuroni molto inferiore a quello dei vertebrati, per esempio le api, che hanno stimati 960.000 neuroni nel loro ganglio encefalico, neanche 1 milione. Per avere l'ordine di grandezza tenete conto che le stime attuali per quello che riguarda il cervello umano sono di 86 miliardi. Allora, se per esempio voi addestrate un'ape a entrare in una stanzina dove vede 2 pallini, 2 dischetti colorati, e successivamente di scegliere in un labirinto a Y il numero uguale, e quindi di dirigersi verso A', dove ci sono 2 pallini, piuttosto che verso B', dove ce ne sono 3, e i pallini nelle varie prove cambiano di dimensione, di posizione, di densità, ma anche nei test di generalizzazione di forma e di colore, ecco quel che accade. Qui vedete un'ape, vede 2 pallini, e poi deve scegliere tra 3 stelline colorate, 2 oppure 3, e sceglie correttamente. Quindi si tratta di abilità, capacità, queste di riconoscere di più e di meno, che sono molto diffuse nel regno animale. Naturalmente l'aritmetica richiede qualcosina di più che non far semplicemente la stima della numerosità. Per esempio, di fare un po' di aritmetica, addizioni, sottrazioni e così via. Adesso vi faccio vedere un esempio del tipo di aritmetica che si può fare con questo meccanismo, che è un meccanismo di stima approssimata della numerosità, che nel gergo tecnico viene chiamato approximate number system, oppure anche senso del numero. Qui sullo schermo del calcolatore a breve compariranno dei puntini prodotti dal calcolatore che scompaiono dietro uno schermo opaco, e poi se ne aggiungono degli altri, oppure alcuni vengono sottratti. Quindi ci sono addizioni e sottrazioni, e il compito dell'animale è di fare il conto, e cioè di dire qual è il risultato dell'addizione e della sottrazione premendo su un touchscreen il risultato giusto o sbagliato. È più facile da vedere che non da raccontare. Sei meno 4, 2. 1 più 1, questo è facile. 2. 10 più 2. 12. 1 più 7, 8, 1 più 3, 4, stava quasi per sbagliare, 4 meno 2, 2, e via di seguito. Anche qui non dovete credere che questa sia una cosa che sanno fare le scimmie perché ci sono prossime, vicine, contigue dal punto di vista filogenetico. Sono abilità documentate in organismi semplici e umidi, per esempio nei nostri polletti. Una variante che noi abbiamo usato è questa. Vi descrivo prima l'esperimento in una forma di cartoon, e cioè il pulcino è confinato in una scatoletta trasparente e vede una mamma che sparisce dietro uno schermo opaco, e poi un'altra mamma dietro l'altro schermo, e poi una seconda,
2, una terza, 3 e una quarta, 4. Adesso ricordate, se lo libero a questo punto, lui va verso lo schermo di sinistra, ma vogliamo rendere le cose un po' più complicate e chiediamo di più alla sua memoria perché effettuiamo una sottrazione, e cioè una delle palline si sposta adesso da uno schermo all'altro e poi un'altra ancora in questo modo. Quindi se lui è in grado di fare, come dire, un updating della memoria tenendo a mente la successiva serie di addizioni e sottrazioni, noi ci aspettiamo che vada qui, verso lo schermo di destra. Immagino la vostra obiezione, no? Da studiosi, non è che in realtà va a scegliere quello schermo per la semplicissima ragione che quello è lo schermo dietro al quale lui ha visto sparire per l'ultima volta una mamma. In termini più tecnici, sta lì nella memoria a breve termine. Allora, ancora, siamo scienziati, facciamo un esperimento di controllo, torniamo alla condizione iniziale, 4 versus 1, quella che vedete lì, e facciamo questa volta la sottrazione limitatamente ad una sola pallina, così in questo modo. Quindi lo schermo alla vostra destra è quello dietro il quale l'animale ha visto per l'ultima volta sparire la mamma, però se ha fatto i conti giusti io mi aspetto che vada a cercare da questa parte qua. Allora, se fate esperimenti di questo tipo, nell'una o nell'altra versione, voi trovate che gli animali, i pulcini in questo caso, se la cavano piuttosto bene, cioè sono capaci di fare in sequenza l'equivalente di addizioni e sottrazioni. Anche qui ve ne faccio vedere un esempio. Questo è un filmato fatto per la televisione, quindi riproduce solo parzialmente le condizioni dell'esperimento, fatto per far vedere come funziona. Non c'è la musica quando si fa l'esperimento, naturalmente. Però insomma dà un'idea. Sembra distratto, non lo è naturalmente per chi ha familiarità con l'anatomia del sistema visivo degli uccelli. Loro usano il campo di visione frontale binoculare per gli oggetti molto vicini, ma il campo di visione laterale per gli oggetti che sono dopo una ventina di centimetri. Se guardate i colombi nelle piazze veneziane vi accorgete che vi guardano così, no? Vi sguincio, come dicono. Ecco, adesso effettuiamo un esempio di sottrazione. Vedete che lui è attento col campo di visione dell'occhio sinistro. Ora lo liberiamo. Ci pensa un po' perché la matematica è difficile, lo sapete, no? E poi va a cercare. Vabbè, ovviamente questi sono esempi per darvi un'idea. L'esperimento deve essere condotto con un certo numero di soggetti, con tutti i crismi del caso per quello che riguarda l'aspetto statistico. Naturalmente non siamo ancora veramente convinti che questa roba qua è in numero. Perché? Perché ci siamo limitati fino adesso ad una singola specifica modalità sensoriale, quella visiva. Ma voi sapete che numero, per esempio il numero 3, 3 vuol dire non solo 3 pallini, 3 stelline, 3 quadratini, 3 è anche 3 suoni, così. Oppure 3 è 3 toccamenti sul vostro arto. Cioè c'è un aspetto multimodale, multisensoriale relativo alla comprensione astratta del numero. Adesso vi faccio vedere un esempio di questo, ancora delle scimmie, e il compito è il seguente. Compaiono nella forma visiva, oppure solo in forma acustica, oppure mescolati, i due aspetti, degli stimoli. Per esempio un pallino, 2 pallini, 3 pallini, oppure un suono, 2 suoni, 3 suoni, e poi l'animale su un touchscreen deve dirmi quanti sono. Vedete che la distanza nei tempi è diversa per evitare il ritmo. Ora provate voi. 3. Ora solo visivo. E adesso solo acustico. È un po' impaziente. 8.
eccetera. Sono capacità queste che competono a tutti gli organismi che ancora non posseggono un linguaggio e un sistema di simboli, quindi anche i piccoli della nostra specie, prima che sviluppino il linguaggio. Come si fa a documentare queste abilità nei piccoli della nostra specie? Beh, siccome sono immaturi, una cosa per dimostrare queste capacità, di solito i colleghi che studiano lo sviluppo degli infanti utilizzano la durata della fissazione dello sguardo. Ne vedete un esempio qui. C'è qualche cosa che attrae l'attenzione e poi a destra e a sinistra, vedrete tra un momento, compaiono degli stimoli che rappresentano delle numerosità con una variazione continua nella distribuzione, nel tempo, eccetera. Se ci fate caso, però, a destra e a sinistra i numeri non sono i medesimi, e cioè da una parte alla vostra sinistra le numerosità cambiano secondo un fattore 1 a 2, del tipo 10, 20, 10, 20, mentre dall'altra parte, pur cambiando gli attributi fisici dello stimolo, la numerosità rimane costante. E il bambino, vedete, all'inizio è attratto da tutti e due, ma poi sviluppa un interesse specifico laddove c'è un cambiamento nel numero, un entusiasmo anzi per questo. È probabile che diventerà un matematico e tra poco vi spiegherò perché. Adesso vi chiedo di farmi da polletti, e cioè di fare voi da soggetti per un semplice esperimento. Vi faccio vedere dei puntini, variabili in posizione, densità, grandezza, e voi dovete il più rapidamente possibile dirmi se ce ne sono di più a destra o a sinistra. Chiaro? Destra o sinistra? Pronti, attenti? Via! Come? Ora? Allora, avrete notato che il compito era caratterizzato da difficoltà differente, e cioè se il numero dei puntini è decisamente diverso, il rapporto, allora la discriminazione è facile. Mano a mano che ci avviciniamo a dei numeri uguali, a rapporti che vanno verso 1, la discriminazione diventa via via più difficile. Se il rapporto è 1, cioè se la numerosità è identica, rispondete a caso. Uno dice, vabbè, non c'è niente di particolarmente sorprendente in questo. La cosa sorprendente è la seguente. Immaginate di condurre lo stesso tipo di esperimento in condizioni, diciamo così, ideali in laboratorio usando non numerosità non simboliche, puntini come questi, ma usando simboli, per esempio i numeri arabi. Quindi il compito è simile e questa volta voi dovete dire il più velocemente possibile qual è il numero più grande, se quello di destra o quello di sinistra. Allora, quando si fanno questi esperimenti in laboratorio, si misurano i cosiddetti tempi di reazione, perché naturalmente è una questione di frazione di secondi, ma quello che si osserva è piuttosto interessante ed è riportato qui. Cioè succede esattamente la stessa cosa. E voi direte, beh, dovreste essere molto sorpresi che succeda la stessa cosa con i simboli. Perché? Perché ci sono molti modi in cui voi potreste confondere 12 e 24. Per esempio, potreste confonderli perché in tutti e due i casi c'è un 2, cioè c'è la condivisione di un aspetto grafico. Oppure la cosa importante potrebbe essere l'aspetto relativo al suono, fonetico, che so, 17 e 7 si somigliano di più di quanto non si somiglino 17 e 24, per esempio, che non hanno alcun aspetto fonetico in comune. Bene, ma tutte queste caratteristiche non contano niente. Tutto quello che decide la vostra prestazione, il tempo e l'accuratezza, è l'aspetto quantitativo, cioè quanto sono distanti i due numeri. Quanto più sono distanti, tanto più veloci voi siete. Quindi questo vuol dire che in un certo senso, anche quando voi operate con i simboli, è come se il vostro cervello ritornasse alla condizione dei puntini, alla mera e pura stima delle quantità. Questo si chiama effetto di stanza ed è, badate bene, la manifestazione di un fenomeno che tutti conosciamo per tutte le modalità sensoriali, la famosa legge o frazione di Weber. E cioè se voi avete un peso su una mano e misurate quanto incremento è necessario perché voi sentiate una differenza, ebbene il rapporto tra questo incremento e il peso che avete sulla mano è una frazione costante, la frazione di Weber.
Quindi se voi riconoscete un grammo su un peso di partenza di 10, vuol dire che se avete un peso di partenza di 1000 dovrete aggiungere fino a 10 grammi per sentire la differenza. Quello che accade qua con i numeri è esattamente la stessa cosa. Il rapporto tra le due numerosità è quello che decide della velocità e dell'accuratezza della vostra risposta. C'è un secondo fenomeno però altrettanto interessante, che è una riflessione sempre della frazione di Weber, ed è quello che noi chiamiamo tecnicamente effetto distanza. Se io insegno ad un ratto a pigiare un certo numero di volte in risposta ad una numerosità, tipo per esempio gli dico, se vuoi il premio, gli dico, si fa per dire, lo addestro, devi pigiare 4 volte, voi vedete che la precisione della risposta è notevole, accurata, ma mano a mano che io aumento la quantità, vedete, la curva, la gaussiana, diventa sempre più ampia. Che vuol dire in parole povere che c'è più variabilità? Non vuol dire che gli animali rispondono a caso. Anche quando gli chiedete di pigiare 24 volte per ottenere il premio, vedete il picco della risposta è all'incirca su 24, solo che fa molti errori su 23, 22, 21 e così via. Guardate, questo capita anche a noi, anche se non ce ne rendiamo conto. Se adesso vi chiedo, per esempio, vi dico un numero e voi battete con le mani un numero di volte corrispondente al numero. Siete pronti? 4. Bravissimi. 8. Non è difficile. Adesso proviamo a farlo in una forma diversa, perché voi state contando tra voi e voi usando il linguaggio. Conoscete tutti la Vispa Teresa? Sì? Bene, cominciate a recitare la Vispa Teresa. Io a un certo momento vi dico il numero che dovete battere con le mani. Siete pronti? Allora, via. La Vispa Teresa avea tra l'erbetta 7, continuando a recitare. Allora, vi accorgete che è difficile. Perché? Perché vi ho ricondotti, per così dire, alle condizioni del ratto, cioè a quella che tecnicamente viene chiamata soppressione articolatoria. No? Dovete usare solo la vostra memoria di lavoro pulita per fare il compito. Va bene. Conoscete questo giochetto probabilmente. Guardate questa immagine, è un'immagine in bianco e nero con i ruderi di un castello. Adesso vi chiedo di guardare per, diciamo, 20 secondi, io conto fino a 20, questa immagine qua, tenendo lo sguardo fisso su quel punto centrale che vedete lì. Siete pronti? Guardate lì, non guardate in giro, non distraetevi e io conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Adesso tenete lo sguardo ben fisso sul centro, vi faccio vedere la stessa immagine di prima in bianco e nero. Cosa è successo? Non è a colori, se aspettate un momento vi accorgete che è in bianco e nero, è la stessa di prima. In quest'epoca di uso del computer avrete notato accidentalmente molte volte fenomeni di questo tipo, no? Tipo se guardate a lungo un'immagine ben luminosa come questa per un minuto circa e poi spostato lo sguardo su qualche cosa di uniformemente bianco, vedete fluttuare nello spazio un'immagine cosiddetta consecutiva, cioè un triangolo di colore verdastro. Questi fenomeni sono noti in fisiologia della percezione da moltissimo tempo e riguardano non solo il colore, ma tutti gli aspetti, le proprietà degli stimoli. Per esempio, se voi vi adattate all'orientamento delle barrette, quelle che vedete lì, potete provare a farlo a casa perché non abbiamo tempo e la guardate per una quarantina di secondi e poi spostate lo sguardo su delle barrette assolutamente verticali, avrete l'impressione che quelle in alto sono oblique nella direzione opposta, cioè così, e queste qua sono oblique in questa direzione qua. Perché succedono questi fenomeni? Insomma, succedono perché grosso modo noi abbiamo delle cellule nervose che si affaticano quando voi le stimolate a lungo e allora accade che il livello di scarica spontanea dei neuroni che corrispondono
a queste attività che sono un particolare colore si trovano per un breve periodo addirittura ad essere più bassi dei livelli di attività spontanea dei neuroni che sono del colore complementare. E il risultato è che voi vedete illusoriamente che sono un triangolo verde o quello che avete esperito prima. Perché vi ho raccontato questa storia? Perché qualche anno fa 2 colleghi australiani psicofisici hanno fatto un bellissimo ed elegante esperimento. Se volete possiamo provare a riprodurlo. Allora, guardate il puntino rosso centrale come prima, non dovete fare niente, tenere lo sguardo fisso lì e proviamo a contare di nuovo fino a 30 e ad adattare questa volta, come potete immaginare, il vostro sistema delle numerosità. Pronti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, non addormentatevi però, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, non muovete gli occhi in giro, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, vi è stato anticipato che questa è una conferenza piena di numeri, sì, 27, 28, 29, 30, andiamo fino a 40 per sicurezza, 31, 32, 33, 34, 35. Adesso continuate a tenere lo sguardo lì. Io tra un attimo vi faccio vedere un'immagine. Voi dovete non pensarci su, per favore, ma rispondermi subito, il più velocemente possibile e dirmi se ci sono più puntini a destra oppure a sinistra. Pronti, attenti? Via! Come potete osservare sono assolutamente identici le 2 immagini, quindi il numero dei puntini è lo stesso, però quello che John Ross e David Barr hanno dimostrato è che normalmente quello che accade alle persone è che come risultato dell'adattamento alle 2 numerosità la gente ha l'impressione che a destra ce ne siano di più. È un'illusione, esattamente un'illusione come quella del triangolo rosso, ma ci dice qualche cosa, se ci pensate bene, di fantastico, di incredibilmente interessante su come funziona il cervello. Cioè questo risultato suggerisce, né più né meno, che la numerosità è come dire un dato di esperienza immediata. Cioè è un quale, come direbbero i filosofi. Noi vediamo la numerosità nello stesso senso in cui vediamo la forma, il colore, l'orientamento degli oggetti. Da un punto di vista ancora più tecnico, ovviamente, se c'è adattamento, vuol dire che nel cervello ci devono essere neuroni che si stanno adattando alle numerosità, cioè che ci devono essere neuroni che rispondono in maniera selettiva alle numerosità. Questa è una dimostrazione, come dire, dall'esterno, psicofisica, e non li possiamo documentare, e lo sottolineo questo direttamente nel cervello umano, perché per ragioni tecniche, etiche, perché nessuno è disposto a farsi impiantare un microelettrodo nel cervello, ma lo possiamo fare con gli animali, per esempio nelle scimmie. Allora, questo è il cervello di una scimmia. Se voi piantate dei sottili microelettrodi qui in questa regione, che è la parte posteriore della corteccia parietale, e l'animale sta di fronte ad uno schermo di calcolatore, tipo quello che avete visto prima, e osserva dei puntini generati al calcolatore con differente numerosità. Questi puntini, questi pallini cambiano in densità, grandezza, forma, colore, ma mantengono un certo numero, supponiamo 4. Ad un certo momento trovate, un lavoro impegnativo quello degli elettrofisiologi, trovate un neurone che ha un massimo di frequenza di scarica quando quel neurone, cioè quando l'animale, vede quella particolare numerosità, 4. Avete mai ascoltato il rumore del pensiero? Quando dall'amplificatore esce il prr 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 che fanno gli spike dei neuroni. Allora, quello che succede è che quando l'animale vede 4, prr, 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 quel neurone spara al massimo. Non vuol dire che spari soltanto per quella numerosità, il meccanismo è approssimato, è un meccanismo analogico, cioè la rappresentazione è una roba più o meno come questa. Il neurone violetto, che ha il massimo di risposta di scarica per 3 item, risponde anche un po' meno per 2 e torna a livello di scarica spontanea per un elemento. Risponde anche al 4, ma torna a livelli più bassi per il 5. Per i più sofisticati vedete che il meccanismo di rappresentazione è logaritmico.
Questi neuroni sono stati descritti nel cervello dei primati non umani, recentemente anche nel cervello dei corvi, in questa regione qua, che non è esattamente omologa o non sappiamo esattamente che cosa sia. Nell'uomo sappiamo, usando le tecniche di risonanza magnetica funzionale, che si attivano aree corrispondenti. Naturalmente non abbiamo una documentazione diretta a livello di singoli neuroni. Sapete, i voxel che si misurano con le tecniche di fMRI corrispondono all'attività di milioni di neuroni, quindi è una misura molto rozza quella che si può ottenere nella nostra specie. Se non siete troppo affaticati, volevo riposarmi un attimo adesso raccontandovi una cosa un po' aneddotica. Voi sapete, i numeri non hanno solo un aspetto cardinale, no? Cioè 4 non è solo il numero che rappresenta la classe di 4 individui, ma è anche il numero che viene dopo il 3 e prima del 5, cioè c'è un aspetto ordinale. Anni fa abbiamo condotto un po' di esperimenti per vedere se gli animali sono capaci di cogliere questo aspetto ordinale della numerosità. Qui vedete un pulcino che è stato addestrato a scegliere il terzo contenitore da destra. Tutti i contenitori hanno cibo, quindi la stimolazione olfattiva è identica, però soltanto in uno, quello giusto, si riesce ad accedere per via di una retina che impedisce, diciamo così, la beccata e che non è visibile se non da un'angolazione particolare. Beh, questo è un animale che ha imparato e vedete una serie di condizioni di controllo, ma quello che voglio sottolineare qui è la stereotipia del suo comportamento, che risultò una sorpresa per noi quando lo osservammo per la prima volta, e cioè l'animale si muove sempre nello stesso modo. Quando lo liberate, corre a sinistra e poi da sinistra verso destra percorre in maniera ordinata la sequenza, la fila dei contenitori. Adesso, se ricordo bene, ne cambiamo uno proprio fisicamente e lo sostituiamo con un altro, in questo modo. E vedete, anche se in forma minore, via via, c'è sempre questo passaggio. Quando stavamo sbobinando e guardando questi dati, c'era un collega australiano in laboratorio che mi dice: vabbè Giorgio, ma è ovvio, contano da sinistra verso destra come fanno gli esseri umani. E la cosa sembrava così incongrua, diciamo così, e strana, che abbiamo deciso di fare un po' di esperimenti per vedere se è vero. Perché voi sapete che questo signore qua, che era il cugino di Darwin, Francis Galton, nel 1861 ha pubblicato un famoso lavoro su Nature, in cui mostrava che se chiedete alle persone, agli esseri umani, di disegnare, di descrivere come vedono i numeri, le persone non hanno grandi difficoltà e lo fanno, producono varie immagini della cosiddetta linea mentale dei numeri, che sono molto idiosincratiche, particolari, diverse da quelle di individui diversi, ma che hanno comunque sempre degli elementi in comune, e cioè che i numeri piccoli tendono a stare a sinistra e i numeri grandi tendono a stare a destra. E la spiegazione tradizionale di questo e di molti altri effetti, come il famoso effetto Snark che ha scoperto Stan Dehaene, sembra essere quella, come dire, sociale-culturale. Cioè impariamo, per via delle nostre abitudini di lettura e di scrittura, a leggere e a esaminare da sinistra verso destra. E infatti i vari dati mostrano che se si studiano, per esempio, studenti universitari che vengono da Israele o dalla Palestina e che hanno in parte o in toto abitudini diverse, questi effetti scompaiono o si rovesciano. Tuttavia, il fatto che la società e la cultura modulino, diciamo così, la linea mentale dei numeri non significa che il meccanismo generativo sia sociale e culturale. I nostri animali ovviamente non hanno abitudini di lettura e di scrittura. Ma cosa succede se facciamo un esperimento come il seguente? Semplicissimo. E cioè insegniamo ad un pulcino ad aggirare un pannello che è marcato da una certa numerosità, diciamo 5, per trovare dietro qualcosa di molto buono, un vermetto. Vabbè, gusti sono gusti. E poi, quando l'animale ha imparato, il compito è molto facile, gli mostriamo 2 pannelli che sono marcati da numerosità diverse, o più piccole o più grandi di quella originaria. Quindi, per esempio, da 5 andiamo a 2, oppure da 5 andiamo a 8. E quel che abbiamo trovato è che quando c'è questa possibilità di scelta, se il numero è piccolo gli animali vanno a sinistra, se è grande vanno a destra.
E ovviamente i numeri non sono grandi o piccoli in assoluto, lo sono relativamente, per cui se io uso una numerosità diversa e passo per esempio da 20 a 8, questa volta gli animali vanno a destra, non a sinistra. Vi faccio vedere anche qui un filmato senza starvi a far vedere i dati. Questa è la condizione in cui l'addestramento è su 5 elementi. In realtà ci sono varie prove in cui i quadratini variano in posizione, densità, grandezza, eccetera. È un pulcino un po' pigro. Molto semplice, non c'è un bias, una preferenza se girare a destra o a sinistra qui, ma quando gli presento numerosità piccole vanno preferenzialmente a sinistra. Se gli faccio vedere delle numerosità più grandi vanno preferenzialmente, mediamente, statisticamente, eccetera, vanno a destra. Notate, con l'8 vanno a destra qui, ma che cosa succede se faccio l'esperimento seguente, e cioè li addestro questa volta durante il training con 20 elementi? Ok? Quindi 8 questa volta è un numero piccolo rispetto a 20. Eccolo qua. È piccolo, quindi non vado a destra, ma vado a sinistra. Viceversa, se faccio vedere 32, che è grande rispetto a 20, e allora questa volta vado a destra. Va bene, la spiegazione di questa faccenda è un po' complicata, ma ve l'ho mostrata e vi volevo parlare un attimo dell'aspetto ordinale dei numeri per dirvi qualche cosa sullo zero, che è molto interessante. Questo è un modo in cui si può studiare la rappresentazione ordinale, cioè insegnare a un animale a pigiare prima il più piccolo, poi il più grande. Questi sono lemuri. Uno, due. Prima l'1 e poi il 2. Bravo. Adesso puoi bere un po' di succo di frutta. 1, 3. 1, 3. Giusto. Prossima prova. Questi sono i suoni che fanno loro. 3, 4. Vedete che li osserva, li scruta prima. Va bene, questo, immaginate adesso, dopo aver addestrato un animale a eseguire un compito di questo tipo, di introdurre surrettiziamente ogni tanto, quando hanno imparato, delle prove in cui c'è lo zero, l'insieme nullo, l'equivalente, diciamo così, e cioè niente. Perché è interessante? Voi sapete che lo zero ha avuto una storia complicata nella storia della matematica, è stato introdotto recentemente e nello sviluppo cognitivo dei bambini imparare lo zero è una faccenda complicata. C'è una fase in cui i bimbi sembrano possedere la routine del conteggio, e cioè sono capaci di dirti 0, 1, 2, 3 così a memoria, ma se gli chiedete qual è il numero più piccolo ti dicono l'1 o comunque sono confusi. Lo zero non è ancora un numero. Ma qual è la natura della difficoltà con lo zero? È relativa all'aspetto simbolico o è relativo all'aspetto, come dire, quantitativo? In altre parole, anche quando tu non hai il simbolo per lo zero, hai la rappresentazione dell'insieme vuoto, cioè del niente, della quantità in cui non c'è nulla? Allora, quando voi fate vedere agli animali una cosa tipo questa, 0, 4, loro pigiano prima 0 e poi 4. E voi dite, vabbè, lì non c'è niente, non è dimostrativo. Però c'è un trucco. Vi ricordate l'effetto distanza di cui abbiamo parlato prima? L'effetto distanza ci dice che con i numeri, le quantità, dire per esempio se 24 è più grande di 9 è più facile che non dire se 20 è più piccolo di 24. Cioè tanto maggiore la distanza, tanto più facile il compito. Quindi se io per esempio propongo all'animale 0 versus 4 oppure 0 versus 10, osservo che loro sono più veloci. Se questo è davvero uno 0, se è una quantità, in 0 contro 10. Non solo posso controllare l'aspetto relativo alle variabili quantitative. Per esempio posso fare 8 pallini piccini in maniera tale che l'area che occupano sia la medesima di 4 pallini grandi, oppure sia addirittura più piccola, cioè per essere sicuri che quello che conta è il numero, la quantità, la magnitudo, diciamo così, non la variabile fisica che l'accompagna.
sia le scimmie sia i bambini piccoli posseggono questa rappresentazione intuitiva primitiva del numero 0 e recentemente alcuni colleghi hanno registrato in quelle aree del lobo parietale e hanno trovato neuroni che rispondono allo 0, come se fosse un numero, e cioè c'è un picco di risposta quando l'animale vede niente sullo schermo, un po' di più, cioè scusate, un po' di meno di attività con 1, un po' di meno con 2, un po' di meno con 3, sull'altro versante non ce l'ha perché non siamo ancora riusciti a insegnargli i numeri negativi, ma è solo questione di tempo. Allora, fin qui ho parlato della numerosità, ma vi voglio dire due cose prima di chiudere sull'altro aspetto che è assolutamente cruciale. Cioè, quella di cui abbiamo parlato fin qui, chiaramente non è la matematica, quella che conosciamo e riconosciamo come matematica. Forse in sala in questo momento ci sono dei colleghi matematici e spero che non siano troppo irritati. Perché la matematica nasce nella storia umana ed è una esclusiva, diciamo così, un tratto distintivo della nostra specie, quando evidentemente queste rappresentazioni delle quantità che noi possediamo e che stanno lì nel lobo parietale sono state associate con dei simboli esterni. La domanda che ci potremmo porre è: sono capaci altri animali, altre specie di compiere questo passo? Cioè di imparare un'associazione arbitraria tra simboli esterni e rappresentazione astratta delle quantità? Beh, ci sono delle prove che in linea di principio è possibile, che possono imparare. Non è facile, ci vuole molto training. Un esempio è questo è un pappagallo che si chiamava Alex, parlo al passato perché è morto qualche anno fa, non ce la faceva più, sostengono i maligni, 18 anni di addestramento continuo con l'etologa Irene Pepperberg, e lui aveva delle etichette verbali, una specie di inglese stentoreo, e riusciva a dire 1, 2, 3 e così via. Guardate, non è che capisse il linguaggio, sono etichette, simboli arbitrari, ma per esempio quando gli mostrate un vassoio pieno di oggetti di quel tipo e gli chiedete quanti sono i blocchi verdi, lui è in grado di rispondere e dire 4. Qua ne vedete un esempio, ne sentite un esempio. Meet Alex, an African gray parrot. This is not your average bird. He's learning to count. How many blue blocks? 4. 4 is right. Good boy. Alex is actually... Quest'altro esempio è secondo me ancora più impressionante. Questo è il famoso Ai, una scimpanzé femmina che è stato studiato per molti anni da un collega a Kyoto che si chiama Matsuzawa, e lui ha imparato ad associare ai numeri arabi. Guardate, ancora non sa nulla dei numeri arabi, potevamo usare dei geroglifici, dei simboli qualsiasi, cioè sono simboli come dire, arbitrari, da associare col numero di puntini che vede in uno schermo. Lui è molto veloce a fare questa cosa qua, per cui vi invito a fare lo stesso se ci riuscite. Quanti sono? 7. 5, questo è facile. 1. Qua è difficile. Notate l'assoluta nonchalance e la velocità con cui esegue il compito, però tenete presente che questi sono animali che sono stati addestrati per anni e anni per ottenere queste prestazioni. Qui abbiamo un problema evidentemente, no? Il problema è se in linea di principio la circuiteria neurale per fare quello che gli animali fanno qua, e cioè associare simboli arbitrari con le rappresentazioni delle quantità, è a disposizione. Come mai, per quel che ne sappiamo, la matematica l'abbiamo inventata solo noi? Non risulta che ci sia l'equivalente di un istituto veneto in qualche parte nella savana in cui gli scimpanzé si riuniscono a discettere sul senso del numero. E questo evidentemente deve voler dire qualche cosa. Però considerate questa domanda nel suo aspetto più generale, perché noi siamo abituati a considerare la matematica come un tratto distintivo e universale degli esseri umani, ma non è così, non è vero. La matematica intendo come matematica precisa, quel genere di cose che i miei polli o le scimmie, eccetera, o le api non sanno fare. Cosa vuol dire? Che tutte le cose che vi ho fatto vedere, come dire, sono un po' ingannevoli. Perché una cosa che il pollo, l'ape o la scimmia non sanno fare è calcolare esattamente la differenza tra, poniamo, 129 e 117.
Per fare questo voi avete bisogno di simboli esterni, di algoritmi, dei simboli per più, meno, eccetera, per dare il numero giusto. Ma nella gran parte delle circostanze questo non serve agli animali e probabilmente non serviva neanche ai nostri antenati cacciatori-raccoglitori, perché il grado di errore che è insito nel senso del numero, cioè nella matematica approssimata, dipende dalla magnitudo. Cioè quando i numeri sono piccoli, voi siete molto precisi, e quando sono molto grandi che siete imprecisi. Ma quando è che vi serve fare calcoli con numeri grandi precisi? Se voi andate e raccogliete, che so, nella giungla prede o cose di questo tipo, non avete frigoriferi per conservarli e così via. Quindi cos'è che è successo? È successo presumibilmente 10-30.000 anni fa, non c'era nessuno a saperlo, ma è una ricostruzione plausibile, che ad un certo momento c'è stato un bisogno specifico, perché voi avevate, siete un allevatore, un agricoltore, e avete 10 covoni di frumento e li volete scambiare esattamente, precisamente, non in forma approssimata analogica, con i 3 otri di olio che ha prodotto il vostro vicino. E allora qualcuno ha l'ideona, prende un sasso, prende un pezzo di corteccia e fa tac, tac, tac. E questo sgorbietto qua sta per, vuol dire i miei 10 covoni di frumento. Ed è lì che è nata la matematica. Voi direte, è proprio vero che c'è questa relazione, oppure c'è un salto fondamentale nel momento in cui si usano i simboli esterni? Considerate questo dato, diciamo così, aneddotico. Una mia collega, che è una neuroscienziata come me, che lavora a MIT, è sposata con un fisico. E mi ha raccontato una volta questa storia, questo aneddoto, che non riusciva a spiegarsi perché i fisici, quando sono lasciati a loro stessi, nelle caffetterie delle università, eccetera, si divertono tantissimo con i cosiddetti problemi di Fermi. Vedete, i problemi di Fermi sono questi problemi in cui si tratta di stimare le quantità perché non c'è una risposta precisa. Sono quelle cose tipo quanti accordatori di pianoforti ci sono a Chicago? Ah, chi lo sa. Oppure qual è il contributo che i pesci danno alla temperatura del mar Mediterraneo? Difficile dare una risposta precisa, però potete fare, come dire, delle congetture non irragionevoli. E pare che fisici eminentissimi, il nostro Enrico Fermi naturalmente, ma Richard Feynman, fossero molto, molto bravi a fare queste cose qua. E la curiosità della mia collega era del tipo: come mai persone che hanno ricevuto un training così esteso e così, come dire, faticoso nell'uso dell'aritmetica e della matematica formale, no? Amano così tanto fare queste cose di stima, che naturalmente richiedono i simboli, eccetera, ma sono intrinsecamente diverse apparentemente. È un'idea, questa è una pura congettura, naturalmente, che lo facciano perché senza saperlo, sans le savoir, quello che stanno facendo i nostri amici fisici lì è esercitare il loro senso del numero, e cioè quel meccanismo biologico antico di stima della numerosità che condividiamo con polli, api, scimmie, eccetera. C'è qualcosa di più in questa congettura, c'è qualche idea che sia vera, perché un mio collega, si chiama Julian Halberda, ha preso dei bambini di età prescolare e li ha sottoposti a dei test, come diciamo noi, di acuità nel senso del numero. Cioè davanti allo schermo di un calcolatore loro vedono dei pallini gialli e blu e devono decidere ce n'è più gialli o ce n'è più blu. Tipo, insomma, i giochetti che vi ho fatto prima. Allora, se fate questa cosa su una popolazione abbastanza ampia di bambini, voi cosa trovate? Trovate la classica distribuzione tipica di tutti i tratti biologici. Pochi bambini sono molto molto bravi, pochi bambini sono proprio pessimi e la maggior parte, insomma, se la cavicchia, sta lì attorno alla media. Aspettate un po' di tempo e aspettate che questi bambini vadano a scuola, alla primaria, e imparino un po' di aritmetica. A quel punto li sottoponete ai test classici che usano gli psicologi, cioè test di matematica formale, numeri, tabelline, simboli, eccetera. E che cosa si trova? Si trova che c'è una correlazione altissima tra stima del senso del numero
e capacità matematiche formali. E specifica, badate, perché uno dice, ma magari sono quelli, come dire, i ragazzini più vispi, più smart in generale, che sono bravi a fare il giochetto dei pallini gialli e blu e per caso sono anche bravi in matematica. No, la correlazione è specifica. Se misurate per esempio le capacità lessicali, le capacità logiche, le capacità visospaziali, queste non correlano. Soltanto le capacità aritmetiche correlano in maniera specifica con l'acuità nel senso del numero. Questo ha offerto la possibilità in anni recenti a vari colleghi di sviluppare delle tecniche per cercare di insegnare ai ragazzini la matematica utilizzando metodi che partono dalla quantità piuttosto che dai simboli, cioè che partono dal nostro antico biologicamente fondato senso del numero e naturalmente anche nuove possibilità interpretative di malattie classiche come per esempio la discalculia, il disturbo specifico che una piccola percentuale di bambini sembrano avere nella stima delle quantità, non solo dei numeri ma nella stima delle quantità in generale. Grazie molte per la vostra attenzione.